famiglia. Buongiorno da Renata Galanti agli ascoltatori di Radio Padania. Allora, si parla molto di Expo 2015, ma anche le donne padane parlano di Expo 2015 e una delle iniziative avrà luogo il 30/11 dalle ore 16 in Sala Civica Carlo Cattaneo a Biassono, in via Pietro Verri, e ne parleranno appunto l'associazione La Sperada. Noi abbiamo il piacere di avere oggi con noi Teresa Galliotto, che è la presidente dell'associazione La Sperada. Buongiorno e benvenuta a Teresa Galliotto. Grazie Renata, grazie infinitamente. Allora, l'associazione, tutti la conoscono, ma per chi non la conoscesse, ha come scopo la valorizzazione dell'identità della donna attraverso la promozione della cultura, della storia e delle tradizioni, la promozione della tutela della famiglia tradizionale e anche organizzare convegni. Allora, Teresa Galliotto, prima di parlare di questo appuntamento, io vorrei ricordare che tu sei nata il 13 aprile 2005 come associazione, naturalmente. Grazie, è vero. Sei un po' più vecchiotta insomma, l'esperienza potrà essere questa. Ecco, appunto. E hai promosso un convegno che noi abbiamo forse non capito in anticipo, perché il convegno si intitolava "Quale cultura per i nostri nipoti? Europea o islamica?". Hai preceduto i tempi, Hai ragione, abbiamo proprio incominciato circa 10 anni fa, 9 qualcosa. Di conseguenza già si sentiva, si avvertiva e si vedeva ovviamente questo flusso di persone che piano piano entravano e si entravano dentro di noi, diciamo, nella nostra vita, nei nostri paesi, nei negozi dove li frequentiamo, dove andiamo, e di conseguenza abbiamo proprio avvertito questo, e a suo tempo era stato proprio fatto questa: quale cultura per i nostri nipoti, europea o islamica? A quel tempo sembrava una cosa, senti qua che roba che fanno queste persone, che convegno eccetera. Anche se la sala era piena, devo ammetterlo quella volta, sempre una sala di circa 100 oltre persone. Sì, abbiamo incominciato presto a fare questo, ma ci troviamo qui che bisognerebbe rifarlo quasi tutti i giorni. Ecco, siete stati, possiamo dire, facili profeti. Oggi purtroppo abbiamo sotto gli occhi quello che vuol dire la cultura che si avvia ad essere con la nostra cultura, le nostre tradizioni, le nostre radici, e sono minacciate ogni giorno di più da una cultura che non ci appartiene. Va bene, avete anche affrontato il tema della violenza, la violenza sulle donne, e cosa c'è di più attuale? Le cronache di tutti i giorni ci riportano a questa violenza, dobbiamo dire nazionale e internazionale, ecco. Il ruolo della donna, poi vi siete anche spostate appunto sul qualcosa di più pratico, cioè la scuola, il pomeriggio fra la Zafferano e la Polenta, cioè avete diciamo una visione a 360 gradi. Ma vorrei tornare a questa appuntamento del 13/11 dalle ore 16. Allora, Teresa, apriamo i nostri telefoni, se qualcuno chiediamo a Roberto di aprire i telefoni, se qualcuno volesse informazioni supplementari, 0266203529. Intanto, per chi volesse partecipare, qual è l'iter? Allora, noi abitiamo noi dell'associazione a Biassono esattamente. Questo convegno viene fatto domenica 30 novembre 2014 alle ore 16.
e siamo proprio alle porte quasi dell'Expo, perché tra una cosa e l'altra a maggio arriva insomma abbastanza veloce. Parliamo di Expo 2015 e questo convegno parlerà storia, motivazioni, opportunità e stato dell'arte. La sala civica si trova in via Pietro Verri al numero 16, è dietro il comune, non è così difficile da trovarsi, proprio alle spalle del comune questa sala civica Carlo Cattaneo si trova. Io sono orgogliosa di aver organizzato io, ovviamente con tutte le persone, le associate, perché la Presidente c'è, perché c'è un gruppo di associate e si lavora assieme, si decide cosa fare assieme, lo si porta avanti insieme ed è molto importante. Quel giorno avremo io che do i saluti, poi avremo Massimiliano Romeo, per chi non lo conoscesse, capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale, Regione Lombardia. È corretto che venga a dare un saluto poiché lui lavora anche giustamente in Regione. E Donato Cesana, l'assessore al commercio e attività produttive del comune di Biassono, perché va detto che ringraziamo sempre l'amministrazione comunale, è un'amministrazione ormai da 20 anni leghista, ma giustamente va ringraziata per ospitarci, per darci la sala, per la disponibilità. Poi avremo che parla proprio la dottoressa Maria Caterina Sforza di biologia e nutrizionista, esperta in igiene degli alimenti, autrice di pubblicazioni in tema di alimentazione per la promozione della salute. Direi che questa è una cosa molto importante. Le esposizioni universali, Expo 2015, motivazioni ed opportunità. Sono due parole che uno fa anche presto a dirle, però vanno sviluppate e certo. va chiarito tutto cosa intende motivazione e delle opportunità. Allora, poi abbiamo il dottor Fabrizio Grillo, manager Expo 2015, che parlerà proprio del ruolo della regione Lombardia. Ecco, Expo 2015 stato dell'arte. Ecco, perciò io direi che è una giornata molto importante perché tutti noi, dico la verità, chiediamo l'Expo 2015 e sento persone che dicono cos'è, cosa vuol dire, certo. cosa fanno. Sì, abbiamo saputo che lo fanno, viene fatta a Rho questa grande fiera, stanno lavorando e quant'altre cose, però qui abbiamo l'opportunità di essere presenti, poter ascoltare e fare anche delle domande. Allora, precisiamo che la dottoressa Sforza sarà ospite dello spazio Sani nel terzo millennio che, come gli ascoltatori sanno, da me condotto dalle 13 alle 14. Io sono in onda ogni lunedì e ogni mercoledì, salvo impegni, dalle 13 alle 14. Quindi la dottoressa Sforza ci esporrà le tematiche affrontate nel convegno, dopodiché ci si potrà anche rivolgere alla dottoressa per chiedere eventualmente informazioni anche su casi personali. Allora, bene, allora andiamo avanti. Expo 2015, come tutti sanno, ma forse non tutti, si confronta con il problema del nutrimento dell'uomo e della terra. Esatto. E si propone come un momento di dialogo fra i protagonisti della comunità e diciamo è una sfida, perché ci domandiamo: è possibile garantire cibo e acqua alla popolazione mondiale, aumentare la sicurezza alimentare, proporre nuove soluzioni e nuove prospettive? Sono domande che fanno tremare le vene ai polsi. Allora, tu hai giustamente messo qui nel volantino che l'obiettivo non è fornire risposte univoche, ma sollevare domande e offrire a tutti utili strumenti per cercare le proprie personali risposte. Non dimentichiamo che siamo solo a 150 giorni dell'inaugurazione. Esatto. Allora, come hai giustamente sottolineato, porre domande. Allora, Certo. diciamo, noi abbiamo spesso
raccomandato di porre domande, ma di non dare risposte univoche. Ma secondo te ci sono alcuni punti su cui si può, diciamo, avere sicurezza? Io ti dico che la bomba demografica, che certo non riguarda noi, ma riguarda i paesi africani e asiatici, è una bella domanda. Tu cosa ne pensi? Beh, è proprio per questo che vogliamo e abbiamo organizzato questo evento, proprio perché così chi viene partecipa, ascolterà quello che ci viene ovviamente detto dalle persone competenti e a sua volta si potrà fare delle domande. Aumentare la sicurezza alimentare è molto importante, evitare anche di buttare tanti alimenti che sono molto importanti in nutrizione per tanta gente che muore diciamo perché le manca il pane, le manca l'alimentazione, e anche noi tutti imparare a sua volta, non è che verrà detto qui ovviamente in questo, però sensibilizzare anche questa cosa, non buttare mai il cibo perché è una cosa molto importante. Poi la conservazione, imparare tante cose che verranno ovviamente, chi vuole fa le domande potrà capirlo meglio e a sua volta dentro di lei così nutre questa sensibilità, ecco, direi. Bene, allora chi volesse partecipare cosa deve fare? Allora, chi vuole partecipare, intanto abbiamo anche un sito, il sito per vedere e leggere anche ulteriori informazioni. Abbiamo www.lasperada.com, vede un po' tutte le attività che abbiamo fatto e trova ovviamente una locandina che spiega tutta questa cosa che stiamo lavorando. E partecipare, io direi, partecipare proprio domenica 30/11/2014 alle ore 16 di pomeriggio, così uno non potrà dire di notte buio rientrare e quant'altro. Viene nel nostro paese di Assono, che non è poi così lontano, ci sono dei mezzi, in via Pietro Verri, al numero 16, in sala civica. Io direi che è molto importante e anche ringrazio caldamente per questa finestra che Renata Galanti mi ha dato questa opportunità, e si svilupperà molto di più l'argomento mercoledì con la dottoressa ovviamente Maria Caterina Sforza, la quale spiegherà e anche risponderà a qualche domanda Alle che qualcuno domande. lavora a fare. Allora, buon lavoro Teresa. Grazie, grazie di cuore. Bene, buon lavoro e siamo pronti a ospitare la dottoressa che è Maria Cristina Sforza, Maria Caterina, Sì. che mercoledì sarà con noi. Bene, Perfetto. buon lavoro e a risentirci. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori, grazie di cuore, direttori Radio Padania e tutti, grazie Renata di cuore. Ciao, arrivederci Teresa, ciao.
422. Bene, ecco, per chi si fosse messo l'ascolto, sono Renata Galanti. Questo spazio è dedicato allo sportello famiglia, dove si parla di problemi vari. Allora, fra poco avremo ospite Max Bastoni, che tutti conoscono, per fare il punto della situazione di cui tutti parlano, ma che nessuno riesce a, come dire, a risolvere, ed è il problema delle occupazioni abusive. Tutti sappiamo che non solo a Milano, ma a Torino, a Roma, si parla molto di quel quartiere che è insorto, ma analogamente in tutta Italia. Possiamo dire che il problema delle occupazioni è il problema del giorno. Allora, con Max Bastoni cercheremo di capire cosa la Lega propone. Allora, la cosa più facile, mi sembra, sia quella di dire bisogna semplicemente applicare la legge. Se la legge prevede A, non si capisce perché ci siano dei signori italiani o stranieri che fanno B. La cosa più logica sarebbe applicare la legge, ma ahimè questo non avviene. Poi abbiamo dei casi eclatanti, come segnalato sul giornale La Padania di circa 15 giorni fa, il caso di quella signora, 93 anni, che tornava dall'ospedale e la sua casa occupata da un marocchino. Allora, io quando lo dico normalmente, ma se poteste sentire il mio stomaco è in subbuglio, perché oltre alla normale occupazione di una casa, c'è l'aggravante di una persona molto anziana che ha il diritto di entrare in casa sua. E quando sento i signori dei centri sociali che dicono occupare la casa è un diritto, e sento queste frasi, non posso trattenermi una rabbia e dire: ma se rinascessero i nostri nonni, una cosa del genere sarebbe possibile? Mi dice Roberto, il nostro regista, che abbiamo Max Bastoni in collegamento. Ciao caro Max. Ciao Renata, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Padania Libera. Allora, stavo dicendo che c'è una pericolosa fascista razzista in giro. È una signora di 93 anni, come segnalato sul giornale La Padania, che tornata dall'ospedale ha visto la sua casa occupata da un marocchino. Ma si possono lasciare in giro queste razzisti e fascisti, Max? Diciamo che si aggiunge alla lista dei fascisti e razzisti in giro per le nostre città a questo punto, perché purtroppo vedo che chi cerca di denunciare la questione ormai diventata quotidiana delle occupazioni delle case popolari viene accusato di fascismo e di razzismo. In realtà il fascismo è l'incontrario, il razzismo è l'incontrario. Certo. Perché di fatto le case popolari sono case che devono essere destinate a delle persone che sono in particolari condizioni, che non possono permettersi una casa privata, quindi si occupa una casa che comunque è stata è già stata assegnata. Allora, è stata assegnata o sarà assegnata? O sarà assegnata, perché questo è importante. Questa secondo me è un'operazione squadrista, quando si ruba al popolo, appunto, quindi perché sono case popolari, le proprie abitazioni, e magari le si rubano agli anziani, le si rubano alle giovani coppie, agli studenti, a dei lavoratori o a dei disoccupati.
quindi voglio dire, persone che comunque non vedono potersi assegnare la propria casa perché è stata occupata. Io penso che questa sia una No, io credo, chi prende queste cose io credo veramente che abbiamo raggiunto il limite, ma apriamo i nostri telefoni 0266203529 se qualcuno volesse fare un commento su questa. Abbiamo una telefonata, Sì. Roberto? Pronto? Pronto, buongiorno. Ah, buongiorno. Salve, sono Antonio. Però secondo me tutte queste cose, tra l'altro ci sono molti capannoni abbandonati dove vengono usati anche da queste persone per dormire, quindi il problema è che a differenza della Germania in Italia manca l'organizzazione, c'è molta improvvisazione su tutto, dalla politica industriale alle scuole, alle sezioni delle case. Dopo la guerra in Germania hanno fatto un piano statistico eccezionale di dispersi, così, proprio per favorire anche i più disgraziati, le persone che erano più povere, immaginate, reduci di guerra, perché lì vige il principio dell'organizzazione. Infatti in Germania dicono che senza organizzazione non c'è vita sociale, perciò bisogna inculcare nel cervello degli italiani che il principio dell'organizzazione è la cosa più importante, dappertutto. Bene, grazie della sua telefonata, ne ascoltiamo un'altra. Pronto? Buongiorno. Pronto, ciao Renata e ciao a Max. Allora, volevo dirti una cosa, condivido tutto quello che ha detto Luciano. Il fatto è un altro. Allora, io purtroppo ho molto bisogno dell'ospedale perché sono infermo, ma a parte questo, ero in ospedale che dovevo aspettare una visita, vicino a me in carrozzina c'era un signore di 92 anni che ha fatto una parte di guerra e una parte partigiano, parlando di case, Allora, mi ha detto questo signore che ha visto da prima arrivare oggi con quasi 93 anni, ha detto: se avessi mai saputo o avessi mai immaginato una roba del genere, non avrei mai fatto il partigiano. Mi vergogno, non mi vergogno, l'ha detto in un altro modo, però me l'ha fatto capire molto bene a che punto siamo arrivati. Perché qui bisogna usare come si fa in Svizzera. Prova ad andare in Svizzera a occupare una casa, poi vedi cosa ti succede. Prova ad andare in Austria, prova ad andare da... E sono cose che succedono solo qui da noi. È una cosa incredibile, ma diciamo ci sono diversi livelli di gravità. Io credo che una signora di 93 anni, chiamarla razzista perché pretende di entrare in casa sua, sia diciamo una cosa che fa rivoltare lo stomaco. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Giovanni da Mestre. Allora, le case popolari vanno alla gente che ne ha bisogno. Chi ne ha bisogno? Ne ha bisogno chi ha una famiglia, una moglie e dei figli, che hanno un reddito non eccessivamente elevato e che paghino anche l'affitto, che stiano nelle regole dello Stato e non agli zingari o a quelli che vengono dall'est. Anche stamattina ho letto sul giornale una signora qui a Jesolo che aveva una villetta, è andata a trovarsi a vedere la villetta com'era, e ha trovato dentro due persone che avevano scassato la casa e che ci vivevano come se fosse casa sua. Ecco. Cioè, lo Stato italiano dov'è? Cioè, la polizia dov'è? Le leggi dove sono? Le regole dove sono? L'Italia è fatta da gente, purtroppo, da persone pappone, gente che si vendono anche per pochi soldi, i signori ministri, onorevoli e quant'altro, ma tutti, nessuno è escluso, forse Salvini, che forse si salverà lui, tutto il resto è tutta spazzatura. Arrivederci. Arrivederci. Max, come vedi sono tutti d'accordo sulla carta, poi però quando si arriva il momento... Ma la Lega che cosa propone, fra l'altro? Ma guarda, qui sono due i piani su cui dobbiamo discutere. Uno è quello delle regole per l'assegnazione delle case popolari, che affrontava il signore l'ultima telefonata, che giustamente diceva che le case popolari devono essere destinate a chi ha particolari esigenze perché si trova in situazioni
diciamo socialmente gravi, quindi ha un basso reddito, ha una famiglia o comunque non ha la possibilità di avere una casa propria, di pagarsi un affitto privato e quindi ricorre all'ALE. E da questo punto di vista la Lega già sta facendo da anni una battaglia, per esempio, che è quella della regola che per assegnare le case popolari bisogna avere almeno 10 anni di residenza nella provincia in cui viene assegnata la casa. Già era stato inserito i 5 anni, ma che capite bene ormai anche 5 anni sono diventati pochi. Altro invece è la battaglia che bisogna fare sulle occupazioni abusive. Le leggi ci sono, l'occupazione abusiva basta applicare le leggi, come avevo detto. L'occupazione abusiva è un reato. L'occupazione è un reato e come tale va perseguito. Il problema è, e mi sembra che c'era una delle telefonate, forse la prima telefonata, diceva quello che manca nel nostro paese è l'organizzazione, cioè manca, diciamo, riuscire a applicare le regole. Quando il fenomeno dell'occupazione avviene perché una famiglia di extracomunitario di Rom occupa un alloggio, dopodiché lascia lì un bambino e una donna incinta o malata, e allora qui iniziano a entrare i problemi perché vi è la presenza di un minore, ci servirebbe avere l'assistente sociale che quindi stabilisce che il bambino può essere allontanato, insomma una serie di cavilli che impedisce di fatto lo sgombero immediato, no? E quindi è chiaro che da qui, fatta la legge, trovata l'inganno, i Rom, che sono molti furbi, hanno capito come occupare le case. Secondo me basterebbe semplificare le regole e quindi anche in presenza di un minore la polizia può sgomberare. Basta quello, perché la signora di 90, quella brutta razzista, fascista che è tornata dall'ospedale e ha trovato la sua casa occupata da un marocchino. Bisogna avvertire i centri sociali che c'è una razzista fascista in giro, perché lei pensa un po', pretendeva di entrare in possesso del suo alloggio. Pensa che fascisti e razzisti che ci sono in giro. Abbiamo 2 telefonate. Pronto? Buongiorno. Sì, ciao, sono William da Milano. Buongiorno. Ciao, no, a me mi sorge un dubbio. Volevo magari prendere questo problema qua proprio dal principio, magari sbaglio, però diceva che a Milano ci sono tante case che sono sfitte, tutte quelle cose lì, ma anche se noi diamo via tutte queste case qua, ci organizziamo, costruiamo altre case popolari, tutto quello che si vuole, se noi continuiamo a far arrivare qua gente, giusto, basteranno mai, anche perché non sappiamo neanche chi sono, da dove vengono, possono dire quello che vogliono e passeranno sempre davanti loro, e noi non possiamo prendere qua tutta questa quantità di persone e occuparci di case, lavoro. Bravissimo, perfetto. È inutile, adesso magari anche quelle case lì le riempiamo tutte, ne facciamo altre e questo problema ci sarà sempre. Quindi è una questione di non farli entrare, in poche parole. Ascoltiamo la seconda telefonata. Pronto? Buongiorno, Gianfranco da Crema. Buongiorno. A me piacerebbe sapere perché le forze dell'ordine, anzi dovrebbero essere loro i primi a indignarsi, perché ci sarà qualcuno, un nome e cognome, che gli dice di non intervenire. E poi è un'altra cosa. Se andiamo avanti così, prima o poi inizieranno anche con le case private tra qualche anno. Bravissimo, bravissimo. È quello che io ho ricevuto molte telefonate dalle ascoltatrici che mi dicono: signora Galanti, io ho una casetta, ma l'ho comprata con 30 anni di mutuo, ma non è che mi occuperanno perché sono sola, non è che mi mettono, diciamo, mi sfondano la porta. Questa è una bellissima osservazione da parte del nostro ascoltatore. La ringraziamo. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Antonella. Buongiorno. Io mi associo a quello che ha detto l'ascoltatore, è quello che stiamo temendo tutti e ci stiamo anche attrezzando. Ci provino, Poi la cosa che mi riguarda, che volevo dire, questa storia delle mamme che entrano incinte, ma finiamola, sembra il film della Sofia Loren che era sempre incinta e non andava mai in galera perché vendeva le sigarette. Ma che terronata è? Ma siamo in Lombardia, sono vicino alla Svizzera, io lavoro in Svizzera, ma che scusate le parole, ma che puttanate sono. Ha ragione. Allora quelle persone lì che hanno il figlio eccetera,
si entra, si prendono e si mettono in una casa famiglia piuttosto, che poi io ne farei proprio a meno di tutti sti aiuti, perché qui ci mangiano in tante belle onlus. In ogni caso, della persona che ha in gestione quelle, che è affittuaria o la proprietaria, eccetera, no, assolutamente non gli deve essere portata via la sua casa perché uno si butta dentro. Ma roba da matti, no, è roba un da altro matti. aspetto che volevo dire, non c'entra con le case popolari, ma cos'è sta storia di tutti questi minori che arrivano e li dobbiamo mantenere? A me risulta che altri paesi, non so se la Francia o altri, li rispediscono indietro. Cos'è che adesso ci riempiono anche di minorenni, anche un po' scalmanati? Tra l'altro l'altra sera ne hanno intervistato uno, non sono abbandonati, perché uno ha detto che sono stati i genitori a mandarlo lì, perché poi devo lavorare e mandare i soldi a casa. Ma basta con queste, siamo stupidi di sentire tutte queste cretinate. Cosa vogliono? La rivoluzione? Vogliono che ci facciamo la legge da solo? Ce la facciamo, Io non ho paura, io me la faccio da sola. Allora, basta, buona, arrivederci. Grazie di questo. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io ho 40 anni e la mia domanda è, ma dato che l'Italia fa parte della comunità europea, qualora io avessi la mia moglie che è incinta, può capitare nella vita che se non la lasciano a casa io effettivamente potrei anche andare in uno stato dell'Unione Europea, qualora io dovessi decidere di sfondare la porta, che ne so, in una casa a Parigi o quantomeno a Berlino, a me, dato che faccio parte della comunità europea, mi garantirebbero qualcosa o mi darebbero una pedata nel culo i solerti, gendarmeria o poliziotti tedeschi? Io penso proprio la seconda, quindi è inutile fare gli ipocriti, caro Renzi o cara Kenshi o quello che ieri era lì con Matteo Salvini. Queste persone qua bisogna innanzitutto avere i soldi per mantenerle, se non si ha i soldi li si distribuisce sul territorio europeo, dato che si è evoluta la comunità europea, ma dato che è nata male finirà anche peggio. Buona Padania a tutti. Grazie. Allora, sospendiamo per un attimo, preghiamo gli ascoltatori perché abbiamo i telefoni roventi, come potete immaginare. Allora, Max Bastoni, tu la senti la gente? L'argomento è molto sentito, giustamente, anche perché parliamo veramente di una cosa molto fastidiosa, perché qui è un reato vero, quello che si fa contro la società, cioè quella di occupare le case popolari. Ci sono persone che sono anni, che sono in attesa e magari neanche se la vedono assegnare, e ovviamente arrivano delle persone che non si sa da che parte del mondo provenienti e occupano, e questo secondo noi è veramente una cosa che non può essere sopportata e non è da paese civile, soprattutto se poi viene fatta nelle nostre città, una città come Milano che dovrebbe essere esempio di gestione. Le colpe sono diverse, perché io sono uno che vuole analizzare il problema. È chiaro che c'è il problema delle case sfitte che andrebbero comunque assegnate, e questo è un problema che c'è da diversi anni. Evidentemente queste case sfitte non dovevano essere lasciate sfitte, ma devono essere assegnate nel più breve tempo possibile. Questo però non deve servire come scusante, come usano spesso, io vedo anche alcuni miei colleghi in comune dell'estrema sinistra che dicono ma le case sono sfitte. Questo è un po' come quello che dice quella ragazza è stata violentata e vabbè, però andava in giro con la minigonna. Questo non è un buon motivo per incentivare a compiere dei reati, soprattutto dei reati contro la società come quello delle occupazioni delle case popolari. Ci sono persone che sono costrette a convivere con queste realtà poi sotto casa o di fianco. Io sfido chiunque ad accettare di poter convivere magari con il dirimpettaio che sono dei vicini magari di famiglie di 10-15 persone di etnia rom. Questo non è questione di razzismo, questa è questione di autodifesa della nostra gente e delle nostre popolazioni. Dopodiché penso che debbano essere fatte il più possibile rispettare le leggi, rendendole anche applicabili, dando i mezzi necessari, per esempio aumentando gli ispettori dell'ALER che vengono chiamati quando è stata occupata una casa popolare, la possibilità da parte della polizia di sgomberare anche se c'è un minore. Ecco, questi bambini. Ma la polizia lo sa che dentro che c'è un'organizzazione, non penserai mica che entrano gratuitamente, c'è un'organizzazione malavitosa e che si fa pagare per occupare l'organizzano, cioè hanno tutto il materiale come si chiama? Diciamo sono attrezzate per sfondare. Allora Max, abbiamo altre 2 telefonate, poi preghiamo gli ascoltatori di non chiamare più perché non abbiamo più il tempo, ma le ascoltiamo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, parla con me? Con lei, signora. Bene, io sono Vittoria dalla provincia di Imperia. Volevo raccontare che nei primi anni 90 frequentavo l'Ungheria
ed era successa esattamente la stessa cosa, con la differenza che lì le case erano tutte dello Stato e non c'era ancora stata completamente la transizione, il catasto è venuto poi dopo, no? E quindi la gente tornava dall'ospedale in qualunque casa, non quelle popolari soltanto, perché erano tutte dello Stato, e si trovava la casa occupata, e a brillare in questa attività erano principalmente gli zingari. Ora io mi domando se non siano gli stessi in trasferta. Ecco, bella domanda. Ha ragione, ascoltiamo l'altra telefonata. Pronto? Sono Mario da Chiasso, Canton Ticino. Con riferimento alla signora che ha appena dato l'informazione sull'Ungheria, confermo la stessa identica cosa per la Romania. Subito dopo la rivoluzione dell'89, quando tutti quelli di origine tedesca se ne sono tornati in Germania, e parliamo di circa 1 milione di persone, tutte le loro case sono state immediatamente occupate dai zingari, quindi immaginatevi quante potessero essere. Semplicemente dopo un paio d'anni di quelle case restavano gli scheletri, perché i signori zingari trovavano la bellissima redditività dal demolirle e via i serramenti, via tutto il resto. E quindi non è una grande novità, volevo dire. Purtroppo però ci capita in questo momento a noi. Allora Max, abbiamo ancora quanti minuti, Roberto? Un paio per chiudere, ce li dai? Va bene. Allora concludiamo, Max. Ma concludiamo. Il problema purtroppo noi l'abbiamo sollevato già prima di quest'estate, quando a Milano, soprattutto nei quartieri di San Siro, iniziavano le occupazioni. Pensate un po', da giugno ad oggi ci sono state 700 occupazioni denunciate, a una media di 30 a settimana. Secondo noi sono molte di più rispetto a quelle non denunciate, perché poi ricordiamoci che ci sono purtroppo a Milano quartieri dove ormai diventa ordinaria quotidianità occupare delle case, magari la situazione è già drammatica. Però ecco, ripeto, la Lega ha sempre combattuto questo fenomeno fin dal nascere, fino ai primi periodi, e purtroppo bisogna dire che le risposte, soprattutto da parte di questa giunta, erano, diciamo, di un soprassedere o comunque di accusare qualcun altro. Io penso che un buon politico, un buon amministratore deve affrontare i problemi, soprattutto quelli del territorio, cercando di affrontarli senza cercare di trovare scuse. Guardate quello che sta succedendo in questi giorni sempre a Milano con le esondazioni del Lambro, del Serio, dei vari fiumi che circondano la nostra città, dei vari canali. Purtroppo noi siamo in mano a una giunta che non ha la responsabilità di prendere di petto le problematiche. Quella dell'occupazione abusiva è sicuramente, dal mio punto di vista, ma penso dal punto di vista di gran parte dei milanesi, uno degli aspetti più sgradevoli che sta scoppiando in questi ultimi mesi nella nostra città. Noi non possiamo permettere che questo avvenga, e quindi noi chiediamo che venga fatta tutto sommato una cosa normalissima, normale. Cioè rispettare le regole e le leggi, che le case siano assegnate a chi ne ha diritto e non ai rom o agli extracomunitari che occupano in maniera abusiva. Ti ringrazio. Io concludo ancora qualche secondo per dire che le occupazioni sono tutte diciamo da condannare, ma quando penso, ripeto, scusate se sono monotona, a quella razzista fascista che ha preteso di entrare in casa propria, di 93 anni, che è tornata dall'ospedale e ha trovato il marocchino dentro casa sua, ed è stata, visto che i centri sociali danno dei razzisti e fascisti a chi scaccia chi non vuole il marocchino in casa propria, allora non ci sono commenti. Guardate, cari ascoltatori, ogni ulteriore commento è superfluo. Io vi dico solo che i nostri nonni non avrebbero consentito una cosa di questo genere, avrebbero preso quel signore e l'avrebbero scaraventato giù dalle scale. E con la speranza di non avere detto nulla di anormale, io vi saluto e vi do appuntamento mercoledì. Saluto tutti da Renata Galanti. Avete ascoltato Sportello Famiglia.